I boxer leopardati non li mette, ma forse quelli giraffati. Ma era tanto tempo fa, cioè stavamo ancora alle scuole del facoltativo. Non rischierei e nemmeno raddoppierei. Dai, ti saluto che c'ho gli amici. Ciao. Ehi. Non rischierei neanche raddoppierei. Ciao ragazzi, ciao. Ciao. Stavo al telefono con a mio cugino di quinto grado della Scala Piscopo. Stavamo mettiamoci d'accordo per il regalo di Atulio. Tullio, sì, Oggi vedi, sta esatto. il compleanno del grande cugino di secondo grado della Scala Piscopo, Atulio. Vedo, 79 anni si Yeah, 79 primavera. Certo, sì, E allora stiamo in frumento. Il fermento. Stiamo in frumento per i regali, ma non giustiamo a togliere un ragno dal burro, veramente. Scivola! Scivola! Ci credo che scivola. E stiamo fatti una riunione, stiamo buttando per abbiamo. terra le idee. Sì, per terra. Cioè, stiamo pensando a fare un colletto tra tutti, no? colletta. Colletta, no, colletto. Per fare un regalo buono, ma sta difficile mettere d'accordo tutta testa mamma, ta pappa, ta frata, ta cognata, ta cugina, beh, sta immagino. un problema. E E quindi insomma stiamo quindi? ancora in alto magro. In alto mare, in Veramente, alto magro. non abbiamo ancora imbrogliato un Marlon Brando dalla matassa. Il bandolo dalla E il problema è che Tullio sta Scusa, di gusti Cristiano. difficili, è un tipo affilato. A lui ci piacciono i vestiti stilistici, capito? E quelli graffiati. A me chi sta cosa non mi piace, io sto un tradizionatore. No, tradizionalista. Io sto un tipo vecchio stanco. Sì, col cappello. Stampa. Un regalo deve stare nel tempo. Le mutande leopardate a canottiera Tigrout e le calze Zibraut. Quello stanno nei regali frigidi. Frivoli magari. La mia idea invece stava buona. Te qual la era? spiego. Stamattina mi sono svegliato. Uè bello! Ciao! Saluto sempre il mio vicino di casa. siamo- Gli dico, dimmi pettaio. E il mio dimmi pettaio. Dimmi ma non sai un po' più. E sto pensando, ci vuole un regalo prezioso, Duro e Arturo, no? Qualcosa che ci ricordi la famiglia, Sì. magari con una frase beh. che ogni volta che la elegge ci vengono le lacrime di coccodrillo come fa, hai capito? E allora, mi sono spremuto le mie ningi. No, le meningi. Tue sono tue, però con le meningi. E a un certo tratto ha giovuto un'illuminazione di immenso. Addirittura, sì. Ecco, ci togliamo un dente d'oro a nonno. Ci togliamo un dente d'oro a nonno Piezze Tutankhamon. Ma quanti anni ha? Tante 54 primavere, tante primavere. Primavera, sì. Che tanto lui non lo usa. E ci facciamo incidere una frase da eleggere nei momenti difficili, che magari Leggere. quei momenti che magari vedi tutto in bianco e nero, no? Quei momenti che ti viene voglia di buttarti giù dal piano terra. Ecco, in quei momenti lì Sì. mi immagino a Tullio che Sì. guarderà il suo dente Sì. di nonno Mimmo con Vai. scritto su col molare. Ma no. Solo che c'è un problema. Sì. Il problema Non si può incidere. Perché? È un molare, non un incisivo. Ma dai, ma